prima molto a farglielo vedere che a spiegare. Sì, dai. Tanto mettiamo i bozzelli e le scotche. Ah, fatto un bel lavoro. Una drizza abbiamo ricavato due scotche. Tu la direzione col vento la tieni vedendo tirare su, no? Direzione, sì. Tu adesso devi Guardi, quello ti dà la direzione del vento apparente. Questo è per fare la Adesso stiamo facendo la bolina, cioè praticamente siamo sui 40-42 gradi rispetto alla direzione del vento. E tu lo vedi? Prego, Gian. Tu quello che vedi lì, quella freccia, è il vento apparente. Noi stiamo andando contro un vento. Ah, Quindi, sì. Il vento apparente, che è quello che percepiamo noi, il vento reale, è più girato verso prua, è più forte, no? Perché c'è la tua componente, sì. Quindi quello ti dà l'apparente. Sul reale noi siamo a 42 gradi, sull'apparente siamo a 32 gradi. Molto bene. Però ci va bene, non è male, dai. Siamo un po' lentini, Nando sta puntando, però bene. Vabbè, tu lo vedi. Ah, perché questi qui te li. Allora adesso che cosa? Vedi come arriva la rafficuta con la barca si inclina. Dobbiamo sbandare, dobbiamo tutto giù alle rive, va bene? È giù ma non. Poi c'ha questa maniglia, vedi qua c'ha una lama sotto di ghisa, 350 kg di ghisa, si passano così e si sollevano. Quello è per avere poco peso. Adesso lo buttiamo giù e ci dà più raddrizzamento, non ci fa le feci dell'equipaggio. Adesso quando diventa molle siamo di fatto. E dove sono i controlli? Non so se ci sono quelli. Ah, sì. Dove si controlla?